americano, ebreo, anzi per essere precisi, che ha fatto causa a una università prestigiosissima americana, quella di Harvard. Ha deciso di fare causa e lo spiega benissimo il perché nella conversazione in esclusiva per Radio Libertà. Ad Harvard, la notte del 7 ottobre del 23, in occasione dell'attacco di Hamas contro Israele, del pogrom di Hamas contro Israele, ben 34 gruppi studenteschi hanno scritto un documento che condannava Israele per la strage di 1200 cittadini israeliani uccisi da Hamas e 235 rapiti da Hamas, mentre nel Sinai ancora si sparava, si stuprava e si sgozzava. Quando uno studente di religione ebraica va a lezione o cammina per il campus di Harvard, stiamo parlando, gli urlano contro slogan antisemiti. Che fare? Abbiamo deciso di ricorrere alle vie legali ed è solo l'inizio della conversazione che ascolterete poi oggi appunto in esclusiva su Radio Libertà e che ha interessato un po' tutto il mondo a partire dall'iniziativa clamorosa di questo giovane studente ebreo che fa causa all'Università di Harvard. Intanto noi torniamo alle prime pagine, oltre a quella di Libero andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, ispettori del lavoro rafforzati, le violazioni dei contratti collettivi di lavoro nazionale rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro, tutto il dettaglio tecnico che riguarda non pochi datori di lavoro e lavoratori a pagina 32 di Italia Oggi. Per la politica il commento di Andrea Cangini sul quotidiano di Pierluigi Magnaschi. La lista di scopo di Emma Bonino è una cozzaglia di partitini, uno più debole dell'altro, e poi una conversazione di Claudio Plazzotta con Antonio Ricci, l'inventore di Striscia la Notizia e tanti altri grandi programmi della TV. Ricci fa un appello a Pier Silvio Berlusconi, Mediaset. Una volta Mediaset aveva i grandi varietà, dice Ricci, ora il sabato sera aspetta alla De Filippi. Mi piacerebbe provare con i grandi varietà e poi butterei un occhio sulle fiction, anche se Mediaset preferisce avere le serie turche, che costano poco e fanno buoni ascolti. E poi, se Pier Silvio Berlusconi mi mollasse tutte e tre le reti Mediaset per 6 mesi, farei una rivoluzione, con programmi completamente diversi. Diritto e rovescio, quello cartaceo di oggi del direttore Magnaschi, si occupa di una questione alla quale siamo stati molto attenti, credo, in questi mesi di rassegna stampa, ovvero la nascita di qualcosa di nuovo a sinistra in Germania. Il primo a parlare del nuovo partito tedesco di Sarah Wagenknecht è stato Roberto Giardina su Italia Oggi, noi l'abbiamo ascoltato qui a Radio Libertà già molto tempo fa. La notizia avrebbe dovuto dare una scossa ai partiti e invece calma piatta, anche se questa è una notizia politica clamorosa. In soli 3 mesi, infatti, dalla fondazione, il partito di Sarah Wagenknecht in Germania, che nasce a sinistra, appunto, ha raccolto il 15% delle intenzioni di voto e ha portato via consensi soprattutto al partito di estrema destra, AfD, Alternative für Deutschland, che era cresciuto enormemente con l'apporto dei moderati. Questo partito lo guida appunto Sarah Wagenknecht, che viene dall'estrema sinistra, la Linke, da cui è uscita dopo che si è accorta che la sinistra è sempre stata votata dai meno privilegiati. Oggi è l'opposto. Si definisce conservatrice di sinistra la Wagenknecht. Di origini iraniane, non è contro l'immigrazione, ma è contro quella alluvionale. Non ama quelle comunità che avversano la cultura della Germania. È a favore dell'aborto, ma non al 7° e neppure al 6° mese. Altro che campo largo. Ci vogliono idee larghe, che in Germania sono già attecchite, scrive il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Invece per quanto concerne, come dicevamo prima, la nostra sinistra, com'è che siamo combinati? Quali che sono le priorità del Partito Democratico di Elly Schlein? Risentiamole un attimo, perché qui in Italia ragioniamo un po' diversamente, tutto sommato, rispetto alla Germania. Com'è che si ragiona dalle parti del PD in Italia? Ci piace portare, insieme ai nostri amministratori, il Partito Democratico verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, della circolarità, uscendo dal modello lineare. E questo è il tema. Pensavo mi è piaciuto da D'Alema questo diciamo, però a parte il diciamo non è che ci sia molto di d'alemiano in questo discorso. Comunque, discorso molto interessante, ripeto, che potrà portare molti frutti in vista delle prossime elezioni europee, tutto sommato.
Comunque lasciamo Italia Oggi e andiamo a vedere anche il Foglio. Il Foglio apre la prima pagina con il consueto corsivo di commento del direttore Cerasa, da complementari ad alternativi, da Putin a Trump fino all'Unione Europea. Un video di 30 secondi del leghista ci spiega cosa è cambiato tra Meloni e Salvini. E noi tutti curiosi andiamo a leggere cos'è che è cambiato. Il ministro Salvini ieri ha postato sui suoi social un video di 30 secondi, particolarmente istruttivo. Il video è un frammento dell'intervista concessa mercoledì da Salvini a Bruno Vespa e contiene due elementi di notevole interesse. Il primo elemento riguarda l'istinto mostrato da Salvini nel declinare uno degli elementi chiave dell'agenda di Trump, la post-verità, o se volete essere meno raffinati, la capacità unica di Salvini di riuscire a condensare in pochi secondi un numero così alto di falsità da far impallidire il miglior Donald Trump. Al terzo secondo del video Salvini dice che votare Lega significa fare una scelta di coerenza. Come giustamente ha notato Carlo Canepa di Pagella Politica, il Salvini coerente 10 anni fa prometteva l'uscita della Lega dall'euro, bla bla bla. Al settimo secondo Salvini ci spiega, per fortuna che esiste il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, Salvini dice che votare Lega significa votare un partito che non ha mai votato insieme ai socialisti a Bruxelles. Ma Salvini dimentica di ricordare che la Lega in questi anni ha fatto di più con i socialisti in Italia, ha governato insieme per quasi 2 anni. Salvini dice poi che in questi 5 anni in Europa la Lega non ha mai votato contro le norme folli sull'agricoltura. Ma anche qui dimentica di ricordare che i suoi deputati al Parlamento europeo nel 21 hanno votato a favore di 2 regolamenti su 3 che hanno dato vita alla folle riforma della politica agricola comune. Fin qui, per così dire, le post-verità fanno notizia se strappano un sorriso. Ma superato il 15° secondo, Salvini entra in una dimensione, l'attacco al governo di cui fa parte. In pochi secondi il vice premier dice che l'Europa non ha fatto nulla per aiutarci a contrastare l'immigrazione clandestina, che sull'immigrazione in generale l'Europa non ha mosso un dito e che la Lega non può svendere la propria identità per qualche poltrona di sottogoverno a Bruxelles. Quando Salvini dice, spiega Cerasa, da par suo, che l'Europa non ha fatto nulla sull'immigrazione, sta dicendo che il governo guidato da Meloni non ha ottenuto nulla dall'Europa sull'immigrazione. Sta dicendo che l'approccio scelto dal governo Meloni su questo dossier, più Europa, più integrazione, più solidarietà, è un approccio che va contro gli interessi italiani. Sono dettagli che si sommano ad altri dettagli rilevanti che comprendono le posizioni diverse che Salvini e Meloni esprimono, a parole sul futuro dell'Ucraina, elezioni. Che fatica, ragazzi, a leggere il pezzo del direttore del Foglio. Si conclude forse una cosa sola. Vuoi vedere che alla faccia dei sondaggi la Lega non andrà così male alle europee? Questi qui si portano già avanti. Vabbè, comunque è una sensazione superficiale, per carità, però a leggere il Cerasa, il direttore del Foglio, viene il dubbio che la Lega poi forse non vada così male alle prossime europee. Chi lo sa? Vedremo, chi vivrà vedrà. Giuliano Ferrara si occupa dei 517 item psicometrici per i pubblici ministeri. Ne abbiamo letti alcuni prima, il famoso Minnesota Test per i magistrati, piccole integrazioni necessarie a una buona idea per selezionare futuri magistrati non matti. Dal disturbo dell'ontologia accusatoria a io quello lo sfascio. Ve lo ricorderete che quel magistrato famoso, celeberrimo, forse anche defunto, scriveva sul fatto che diceva Kill non poteva non sapere e fu protagonista riferito a Berlusconi, era il magistrato che condannò Berlusconi per frode fiscale, una roba del genere, e disse Kill non poteva non sapere, era il principio cardine di civiltà giuridica illustrato dal magistrato medesimo, napoletanissimo, un napoletano un po' stretto, un po' particolare, che si beccò l'imitazione di una strepitosa Alessandra Mussolini in aula, in Parlamento. La Mussolini gli fece il verso, fece tutto un discorso in Parlamento Alessandra Mussolini e Chillo non poteva non sapere, lo interpretò in un napoletano un po' greve, un po' agreste, diciamo così, un po' campestre, però efficacissimo e fece il verso al celeberrimo magistrato che Kill non poteva non sapere. E quell'altro invece io quello lo sfascio era Di Pietro su Berlusconi o roba del genere. Insomma, sempre Berlusconi. Purtroppamente per loro è morto Berlusconi, ma comunque non è che sono morti loro, cioè non è morta questa mentalità, io a Kill lo sfascio, Kill non poteva non sapere, eccetera, eccetera. Quello rimane immortale. Minnesota o non Minnesota test, credo io, eh. Poi se gli fai anche 200.000 Minnesota test, questi qui non cambiano la loro di test. La loro test rimane sempre quella, alla facciazza dei test. Comunque, rimaniamo alla prima stimolantissima pagina del Foglio di oggi, per andare dove?
per andare dalle parti dell'Ungheria. Sono meglio le carceri ungheresi, e a dirlo non è Salvini, è l'Europa. Sovraffollamento, suicidi, condizioni degradanti. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, e per il Consiglio d'Europa, le prigioni italiane sono più incivili di quelle in Ungheria. Condanne e statistiche impietose, ben oltre il caso Salis, cioè le prigioni della schifosa, fascista, orribile Ungheria sono meglio di quelle della democratica, civile, progressista Italia. Siamo messi molto bene, direi. Mentre conferenza dei rettori di qualcosa, la CRUI in sigla, è la conferenza dei rettori delle università italiane su Israele e sui boicottaggi. La conferenza dei rettori, scrive ineccepibilmente il Foglio in prima pagina, c'è poco da dire, è così, e uno può essere contro Israele, perfino contro gli ebrei, ma non può negare che la conferenza dei rettori delle università italiane sia questa cosa qua. Su Israele e boicottaggi la conferenza dei rettori vacilla e le università decidono da sé. Bisognerebbe capire per quale mai motivo questi fiordi accademici italiani, italici, abbiano così paura di prendere le parti di uno Stato democratico come Israele. Ce ne sarà qualcuno che la pensa così. Fanno una fatica terribile del diavolo a esprimere questa opinione. Ci sarà qualcuno che la pensa così, non che tutti la debbano pensare così, c'è anche il diritto all'odio, per carità, e non è che sia nascosto, è molto esplicito in queste settimane. Però trovarne uno di questi professoroni che abbia il coraggio, ma d'altronde siamo in un paese nel quale ben pochi ebbero il coraggio di dire no alle leggi razziali e di prendere il posto, di non prendere il posto di professori ebrei cacciati fuori dalle università italiane. Mors tua, vita mea, no? Si dice così, come ironizzava Totò, quel famoso proverbio siciliano, mors tua, vita mea. Siamo sempre là. Intanto lasciamo anche la prima pagina del Foglio. Questa meravigliosa intervista al leader polacco Tusk, al premier polacco Tusk, che è stato presidente del Consiglio dell'Unione Europea per lunghi anni su Repubblica, non perdetevela perché ci prepara alla guerra. La guerra è un pericolo reale, ma l'Unione Europea non è pronta, dobbiamo spendere di più e insomma torna d'attualità il vecchio motto armiamoci e partite, che incornicia anche l'editoriale di Gianandrea Gaiani su analisidifesa.it. Leggetevelo perché è comunque stimolante il punto di vista del direttore Gaiani. La Russia si rafforza, l'Ucraina si dissangua, gli Stati Uniti sempre più lanciati verso il disimpegno. Il Consiglio europeo 22-23 marzo non fornisce segnali di discontinuità rispetto all'impegno a sostenere Kiev. Ma il messaggio che esce è proprio questo, appunto, armiamoci e partite, quello che vuol fare l'Europa. C'è una notazione da fare. L'altro giorno abbiamo letto del fatto che a Renate, in quel della Brianza lombarda, c'era un sindaco leghista, il sindaco di Renate Rigamonti, che avrebbe chiesto lui al prete di ospitare il Ramadan in oratorio. Il sindaco ha smentito completamente, ha detto assolutamente no. Quindi il prete è pure bugiardo, secondo il sindaco. Ramadan in oratorio, il don si assuma le sue responsabilità, dice il sindaco leghista che replica: non ho mai fatto nessuna richiesta al prete di accogliere gli musulmani per il Ramadan. Smentita del sindaco leghista di Renate. L'Italia intanto è crocevia del fiume di droga che finanzia la Siria. Questa notizia ce la dà Paolo Mastrolilli da New York, perché l'allarme l'ha lanciato il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, che ha sanzionato 11 persone vicine al regime. Il traffico è verso l'Europa. La Siria è il maggior produttore di Captagon, la sostanza usata da Hamas per portare brillantemente a termine le stragi e gli orrori del 7 ottobre del 2023. A proposito di droga, sulla Gazzetta di Parma, il crack è la droga più diffusa tra i ragazzini della provincia di Parma. La coca che si fuma con la pipa è la più diffusa tra i ragazzini, scrive la Gazzetta di Parma. Costa poco, per gli esperti è pericolosissima. Vi segnalo invece su asianews.it una testimonianza veramente imprescindibile di una suora birmana. La Birmania non si chiama più Birmania ma Myanmar, è il paese di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace, che è stata reincarcerata sulla soglia degli 80 anni per aver ascoltato uno stereo con le cuffie, con la roba che esisteva negli anni 80, per avere ascoltato musica e con accuse assurde e ridicole. Questa donna politica di grandissimo coraggio è stata reincarcerata alla soglia degli 80 anni. Questa suora racconta su asianews.it il calvario della Birmania, o Myanmar che dir si voglia, ridotta alla fame
Dalla guerra, quella cosa che piace tanto agli europei, ai vertici dell'Europa, non agli europei. La testimonianza di Suor Regina, delle suore della riparazione. Bambini e anziani soffrono nelle foreste senza aiuti umanitari perché le strade sono bloccate dai militari. La leva obbligatoria serve a procurarsi scudi umani per costringere i ribelli a uccidere i propri connazionali. Le nostre consorelle restano accanto alla gente, camminando con loro anche tra lacrime, pericoli e dolori. Andate su asianews.it e questa testimonianza di questa religiosa birmana delle suore della riparazione, Suor Regina, la trovate in home page, in primissimo piano. Il 27 marzo il centro PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere di Milano, nobilissimo e importantissimo centro, ha promosso nella chiesa di San Francesco Saverio un momento di preghiera per la pace in Myanmar, paese che vive anche quest'anno una Pasqua segnata dalla guerra, dalla sofferenza, dalla libertà negata. Ci sono ancora i militari al comando. Pubblica Asia News la testimonianza di Suor Regina, giusto appunto, che fa parte delle Suore della Riparazione, una congregazione fondata da padre Carlo Salerio, uno dei primi missionari del PIME, che in Myanmar è presente fin dal 1895. Mentre sul tema della guerra santa coranica del jihad, la professoressa Anna Bono, una delle massime esperte della questione e dell'Africa, sulla nuova bussola quotidiana si occupa dove è andato a finire oggi, di dove è andato a finire l'ISIS dopo la sconfitta del califfato. La matrice jihadista dell'attentato di Mosca era subito apparsa quasi certa per le modalità con cui era stato eseguito. La conferma è arrivata poche ore dopo. L'ISIS è vivo. Ecco dove si trova adesso. Fa il punto in maniera come sempre molto utile per chi legge la professoressa Anna Bono, questo oggi sulla nuova bussola quotidiana. Del venerdì santo dei cristiani perseguitati si occupano Caterina Gioielli e Leone Grotti invece su tempi.it. Dalla Nigeria a Hong Kong, dal Pakistan ad Haiti, dalla Francia alla Finlandia, 14 storie contemporanee di martirio e di persecuzione. Con questo noi ci fermiamo un attimo, adesso prendiamo un po' fiato, tra pochi minuti con voi il direttore Giovanni Sallusti, liberamente, e poi la conversazione con Paolo Del Debbio, la conversazione del venerdì, parlando liberamente, ma prima noi facciamo un pochino il punto e tiriamo su un po' di morale perché dobbiamo capire per cosa andiamo a votare a fare, qual è il futuro, però non siamo dimentichi del passato. Per cui adesso ci riascoltiamo i propositi della leader del principale partito dell'opposizione, Elly Schlein. L'abbiamo già ascoltata stamattina tante volte, però siccome non è semplice la sua proposta politica, va ascoltata con attenzione. Quindi il presente e il futuro in chiave europea, raccontato da Elly Schlein, ma poi facciamo anche un po', ripercorriamo un po' anche la nostra storia, il passato. Voi ve lo ricordate Catenacci? È un personaggio importante della nostra storia, Alto Gradimento, Catenacci, Giorgio Bracardi. Era uno che aveva le idee chiare anche lui. Cioè, poi decidete voi qual è la proposta politica che vi affascina di più. Prima Elly Schlein e poi Catenacci. Ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare. E questo è il tema. Catenacci, ancora qua. Ma le ferie lei, quando le prende? Adesso, insomma, il Duce come nuotatore era... Madonna, ancora sto... Che è? Un altro episodio? Sì, come nuotatore era un asso, era, insomma, uno... Poi faceva tutte le specialità. Il fondo, la velocità, la rana, il delfino, tutto. A Riccione. Sott'acqua, sì, a Riccione, lì dove lui ha lanciato la spiaggia, no? Sott'acqua era una roba che non lo fregava nessuno. Tanto non lo vedeva nessuno. Riuscì a ripiaffiato per 10 minuti. Sì, 10 minuti. Sì, 10 minuti. Come Maiorca. Riuscendo a bere un fiasco di vino. Insomma, faceva anche il glu-glu. Sott'acqua lo beveva. sott'acqua, sì, era una roba, insomma. Prestiggiatore. Sì. Io non ho mai sentito queste cose. Poi faceva l'imitazione della balena. Zan. E come faceva? Sì. Schizzava l'acqua da tutte le parti. Zan, zac. Tutti a dire, ma duce di qua, ma duce di là, ma duce di su, ma duce di giù, duce. Insomma, un giorno si va in Sicilia, Il Duce avrebbe attraversato a nuoto lo stretto di Messina. Domani. Andata e ritorno per 4 volte. Andata e ritorno per 4 volte. Senza fermarsi mai.
Ma quando il record lo fanno una volta già è troppo. No, ma quello c'era un fisico, era una roba con l'ultimo tratto di 1 chilometro sott'acqua. Insomma, era stato tutto predisposto. Alle 7 precise di mattina è apparso sulla spiaggia il Duce, con un accappatoio tutto nero, bello, tutto appoggiato. Nero, guarda caso, che strano. Sì. Ma appena si è levato l'accappatoio si è sentito un no generale. Un che? Un no generale. L'ha sbandato. Il Duce c'era dei muscoli da fa paura. Groppa la gola? Sì, tutti con groppa la gola, sempre là. Costante quel peso. Poi il Duce si è mangiato 30 ringhe affumigate con 4 filoni di pa, un fiasco di vino, poi dalla carrozzata d'uilio, pim! A sparare il cannone, no? Era il via. Il via. Sì, il via. Insomma, il Duce partì a una velocità pazzesca, dava delle bracciate da fa paura. Arriva in Calabria, poi ritorna in Sicilia. Poi arriva in Calabria. Poi ritorna in Sicilia. Insomma, un ferribotto. Era una roba, insomma, c'eravamo tutti in groppa alla gola che non si riusciva a parlare. Insomma, stava per finire l'ultimo giro. La folla era impazzita. A 2 chilometri dalla costa, improvvisamente si sono visti i tentacoli della piovra. Tentacoli? Di una piovra. La piovra? Sì, gigantesca. Che si dirigeva tutta mira verso il Duce. Tutti urlati. Piovra, governo ladro, l'hanno detto. No, era una piovra proprio. Tutta birra, no, diciamo tutt'acqua. Esatto, tutti urlati. Il Duce spaziale, il Duce spaziale, il Duce spaziale. Dopo 2 secondi la piovra ti agguanta il Duce. Noi eravamo tutti bloccati, non si poteva sparare per paura dei colpi di Duce. Polipone era questo qua. Esatto, enorme, brutto, con gli occhiacci, che faceva zzz. Il Duce lottava contro la piovra come un indemoniato. Zac. Gli ha ficcato il pollicione del piede dentro un occhio. Porca brutta cosa, sì. povera piovra. Poi ha dato 3000 sciabolate con la spada dell'Islam, no? Che portava sempre dietro, anche durante le traversate. Quando nuotava, la piovra non volava, Insomma, tutti urlavano, il Duce spaziale, il Duce spaziale, il Duce spaziale. Ad un certo punto il Duce ha urlato Pavanati. Pavanati, le bombe a mano. Pavanati gli ha lanciato il tascapane con 10 bombe a mano. Il Duce tagliava la spoletta della bomba, ma poi ha messo tutta la bisaccia dentro le fauci del mostro. Dopo 2 Dopo 2 secondi si sentì un'esplosione. La piovra si è disintegrata completamente. Credo. Poi lo spionaggio è venuto a sapere che la piovra l'avevano messa lì le democrazie plutocratiche, no? Roba che il Duce ha chiamato gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra e dopo la consueta razione di manganelate. Sì. Per 3 mesi l'ha costretti a venire tutti i giorni a Palazzo Venezia, pranzo e cena, e gli ha fatto mangiare la prova cucinata sempre allo stesso modo. La piovra cucinata, quella lì stessa? Sì, quella stessa lì. Affogata? Sì, fino a quando non l'hanno finita. Capisci cosa ti ha fatto? Piovra pranzo, piovra cena. E ha fatto trovare pure la piovra la mattina col cappuccino. Ma no, che è indigesta, peraltro. Hai cagato, ma gliel'ha fatta mangiare per 3 mesi. Cantando sotto la piovra, c'è anche la canzone. Sì, no, io vorrei vedere questi piccoletti di adesso come si comportano nello stretto di Messina alla battaglia contro la piovra. Non fanno la battaglia. Prendono il traghetto e vanno col traghetto. Ma poi se la fanno sotto appena vedono un gran chiavolino che sta. E allora, preferiamo la contemporaneità o preferiamo rifugiarci nei solidi valori del passato, tipo Catenacci? Io non avrei dubbi, francamente, però insomma qui potremo aprire un proficuerrimo dibattito. Nel frattempo, tra pochissimo con voi Giovanni Sallusti per Liberamente. Nel frattempo la prima pagina dell'agenzia ANSA si apre con la notizia del decollo dei caccia polacchi dopo un attacco russo su Kiev. Avviate tutte le procedure di sicurezza dello spazio aereo. E con questo ci fermiamo un attimo. Buona prosecuzione di ascolto. Dopo la conversazione con Paolo Del Debbio, liberamente parlando liberamente del venerdì con il direttore Sallusti, riprendiamo un po' la linea e sentiamo anche un po' di musica in tono con la giornata e con il calendario musicale. A tra pochissimo. Il buono e il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13. Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Lo so, questa notte ti proverò. Non sono partito da Bologna con le luci della sera. Forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Olè, questa notte mi porta via. Ale, questa vita mi porta via. Mi porta al mare.